Rieccoci a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo che siamo in diretta sulla pagina Facebook, io lo ricordo ogni volta che rientriamo dalla pubblicità. Avete visto il titolo, stiamo parlando di agricoltura in Veneto con l'assessore Giuseppe Pan, che è l'assessore di agricoltura, caccia e pesca della nostra regione, quindi un assessorato molto ma molto importante. Allora adesso andiamo a vedere un servizio che riguarda la biotecnologia in agricoltura e poi ne parleremo con l'assessore, vediamolo. Radicchio e lattuga in grado di crescere con poca acqua e senza prodotti chimici, pomodori e peperoni arricchiti di vitamine, altre orticole con più minerali e sostanze nutritive e poi grano duro con alte qualità panificatorie, mais che non soffre per la siccità e molto altro. L'Università di Padova sta sperimentando le nuove frontiere dell'agricoltura e lo sta facendo con i propri ricercatori. Quello delle biotecnologie applicate al settore primario, del resto, è un tema sempre più di attualità, soprattutto visti molti fattori che rendono più complicato rispetto a un tempo il lavoro degli agricoltori, dai cambiamenti climatici ai nuovi parassiti, passando per un mercato sempre più competitivo e globale. Già da anni si sperimentano le nuove tecniche in laboratorio, il problema però è che manca un quadro normativo che dia la possibilità di poterne usufruire. Nel 2018, ad esempio, la Corte di Giustizia europea ha proibito le loro applicazioni alle colture in campo, definendole OGM. Qualche spiraglio però potrebbe giungere dal Parlamento europeo, che in questi giorni discuterà il nuovo piano verde, garantendo di aprirsi alle nuove tecnologie. E sempre dall'Unione Europea la promessa è quella di aumentare i fondi per la ricerca, fondi che, se ben usati, permetteranno di dare nuovo slancio all'agricoltura di casa nostra. Assessore Panda, fare una battuta, ovviamente speriamo che non riescano a costruire la frutta e l'ortofrutta nei laboratori, perché sarebbe davvero, mi preoccuperei di questo, ovviamente sto esagerando, però è importante che questo, insomma, mi sembra, no? Sì, non bisogna aver paura della scienza. L'agricoltura umana, l'agricoltura in genere è sempre stata legata all'evoluzione dell'uomo. E guardi che il primo genetista della storia è stato l'uomo delle caverne, che ha selezionato, magari pochi lo sanno, i frumenti migliori più produttivi rispetto a quelli che davano poco. Noi abbiamo sempre fatto queste cose. L'uomo ha sempre selezionato il toro più bello e la vacca più grassa, quella più produttiva del latte, e l'albero che ha innestato sempre alberi da frutta, quelli Certo. cioè l'abbiamo sempre fatto. Quindi adesso noi abbiamo paura delle nuove frontiere della scienza, di quello che la scienza ci propone, ma non dobbiamo averne paura. Ricordo che su questo pianeta siamo 7 miliardi che ogni giorno dobbiamo sfamare, e quindi li sfama solo l'agricoltura. Per carità, ognuno può pensarla come la vuole, ma il compito che abbiamo noi è dar da mangiare e produrre cibo per l'essere umano, e questo costa sacrifici dal punto di vista umano ma anche ambientale, perché poi l'agricoltura sta portando via molti spazi a quelle che erano le foreste un tempo, si stanno in tutti i paesi. E quindi se immaginiamo un mondo che avrà 10 miliardi di persone tra pochi decenni, lei capisce che queste biotecnologie possono essere una risposta importante alla fame nel mondo, perché noi abbiamo bisogno di cibo ogni giorno e di acqua ogni giorno. Quindi, quel cibo e quell'acqua che c'è nella nostra terra che viene maltrattata. Il pianeta fin lì arriva, quindi però è maltrattato il pianeta. Noi dobbiamo capire che la scienza può dare delle risposte importanti e non aver paura di quello che la scienza fa. E quindi noi a Padova abbiamo da sempre un centro. Io ho fatto l'università di agraria qui, quindi lo conosco benissimo, un centro di eccellenza in questo senso, dove sono prodotte, dove sono usciti fior di ricercatori. Ma ha fatto l'università o ha anche studiato al Duca degli Abruzzi? No, io ho fatto il liceo scientifico a Cittadella, e poi ho fatto agraria qui a Padova. No, perché pensavo c'era anche la scuola. Sì, ci sono tante. Io insegno anche all'Istituto Agrario di Pove del Grappa a Bassano, certo. Insegno appunto fitoiatria, ecologia, altre materie associate all'agricoltura. E quindi dico, c'è una fase di grande interesse in questo senso, sia a livello comunitario sia anche a livello nazionale. Gli altri paesi sono già molto più avanti in questi aspetti. Se lei pensa che va al mercato a prendere i pomodori Pachino, lei pensa arrivino dalla Sicilia, quelli a grappolo, quelli belli. Metà sono olandesi. Lei mi dice, ma gli olandesi fanno pomodori? No, certo che li fanno in serra, con le biotecnologie. La interrompo perché quindi, guardi. e noi ne mangiamo mezzi.
Certo, Cioè, mi scusi se la interrompo perché mi ha dato lo spunto parlando di pomodori. Ho visto un servizio sulle Iene, credo un anno fa più o sì, meno. La maggior parte dei consumatori di pomodoro, di sugo di pomodoro, italiani lo vanno ad acquistare in Cina. certo, E, 50%, ecco, il 50%. E la più grande agenzia, la più grande azienda di questo pomodoro si trova a Napoli certo. e che le distribuiscono ovviamente a tutti i supermercati. Allora le Iene sono andate in Cina, sono andati, loro hanno economicamente delle forze e potenzialità di fare i Certo, servizi importanti e sono andati a intervistare. Ha detto che i peggiori che acquistano il sugo di pomodoro sono gli italiani, perché anche lì ci sono vabbè, qualità, basta, diverse, quello probabilmente sì. questo che le sto raccontando, basta andare nelle Iene e vedere il servizio Sì, sì, pomodoro sì, sì, sì. e quindi non le racconto una bugia. Ha detto gli italiani acquistano il pomodoro, il sugo di pomodoro più marcio, è stato definito così, che persino noi cinesi ci vergogniamo di prendere e gli unici che lo acquistano sono gli italiani. Lo portano in Italia e poi lo vendono a tutti. Cioè, mi ha fatto rabbrividire, come mi ha fatto rabbrividire un altro servizio sempre delle Iene, nei supermercati in certi vasetti, non mi ricordo in quale, ovviamente l'hanno detto, basta andare a vedere anche questo, c'è del fango dentro che alimenta e la Questo gente. non lo so, ma comunque uno dei problemi più grossi, Cioè, voglio dire, l'alimentazione è una cosa e qui incredibile. mi riallaccio al discorso di prima perché uno dei problemi più grandi che noi abbiamo in agricoltura nazionale come agricoltura è proprio i prodotti importati. Noi abbiamo 52 punti di arrivo in Italia, cioè valichi di confine o porti, in cui arriva di tutto e di più. E spesso e volentieri i controlli sono fatti a campione, e quindi noi non abbiamo controllo, dico lei va in Australia, provi a portare un vasetto di pomodoro in Australia e glielo prendono, oppure qualsiasi prodotto va lì, fanno analisi, cioè, se non è buono glielo spediscono dietro. Qui purtroppo manca in questa nazione un controllo alle frontiere, anche per altri aspetti che qui non li diciamo, ma soprattutto sui prodotti agroalimentari non c'è un controllo di cosa arriva sui nostri porti. Quindi Ma è grave questo, eh. arriva il mais o i cereali dall'America e spesso e volentieri sono tutti OGM, adesso noi ce l'abbiamo a morte con l'OGM, ma poi andiamo a Arrivano. Sì, trasformare. ma è grave quello che dice. Ma guardi, ma la realtà è questa, la realtà è E questa. chi deve controllare allora Lo questo? Stato, non certo la Regione. Lo Stato ha le capacità di controllo che ha, ci sono gli enti, ci sono tutta una serie di, naturalmente, mi vengono in mente, non so, Guardie delle Frontiere, la Forestale, i NOE, Quelli addetti al però lei controllo. immagini, sai quanti milioni di tonnellate di prodotti arrivano in questo paese? Quindi quello è il problema, poi gli importatori cosa fanno di questi prodotti? Ad esempio, gli posso dare un altro dato che conosco, il 100% dei funghi naturalmente sono cinesi, quelli che lei trovi a livello catering, cioè significa ristorazione, trattorie, pizzerie, cioè non trova, e noi siamo i primi produttori di funghi come Veneto, però li trova solo Guardi, quelli mi fa certificati dire, li trova guardi, al supermercato Assessore scritto mi fa dire Veneto. delle cose che perché le dico perché allora dico, Non voglio no, guardi, preoccuparvi, però qui vicino a noi alla nostra sede, a un paio di chilometri, c'è un amico che ha una sede dove vende tante cose, tra queste cose i salumi a quantità industriale perché li vende ovviamente alle pizzerie, le vende questo. certo, Allora mi diceva che lui vendeva in un anno 1200-1300 forme di prosciutto crudo. Era prosciutto crudo di Parma o di Montagnana o quello certo. del friulano, mi aiuti? Sauris o Sì, Gian Daniele San probabilmente. Daniele, San Daniele. Vendeva 1300 forme. E un poco tempo fa ci siamo visti a pranzo e ho detto come va? Ah, va bene, fa. Ovviamente mi ha raccontato che vendeva 22-23 euro al chilo perché poi Vabbè, c'è lo scarto, l'osso, vabbè, però quello che... quell'attacca lì sui 22, 21, 22 euro al chilogrammo più o meno. E allora chiedo adesso come va, era tanto che non ci vediamo, ah bene, fa, come vanno le vendite? Ah bene, ne vendiamo 1600, 1700, ah ho detto è aumentato, ho detto bene, sì ma sono tutti tedeschi, ho detto tutti stranieri, li vendiamo a 6 euro al chilo. Vabbè, chiaro. Assessore Pan, 6 euro al chilo, vuol dire che noi se andiamo nelle pizzerie, nei ristoranti, mangiamo prosciutto, Beh, quello che, guardi, io dico mi sempre, scusi il termine, nelle pizze mangiamo il prosciutto crudo da 6 guardi, euro. direttore, Dica. quello che io insisto da molto tempo è questo.
con i consumatori, in particolare chi non conosce molto bene questo mondo, ma le signore che magari vanno a fare la spesa anche frettolosamente, magari tirano su in base ai prezzi. Allora, se trovate un olio che costa un euro al litro, non è un olio nostro. Se trovate quello che costa 15, è un olio dei colli uganei. Se trovate un prosciutto a 3 euro al chilo, faccio una banalità, e c'è quello che lo vende a 20, c'è una differenza, no? Cosa significa? Che è prodotto a meno che non faccia il ladro e quello che lo vende, certificato. a meno che non faccia il ladro quello che lo vende a 20. Quando si va a fare la spesa, qualsiasi spesa, è una scelta di vita, anche in base al portafoglio, perché poi Però, sa, detto la bene, crisi economica. è una scelta di vita. Allora, lei è più disposto a pagare 20 euro una ricarica telefonica e mangiare un prosciutto da 1 euro, o più è disposto a pagare 20 euro un prosciutto e 1 euro di ricarica telefonica? Mangio, io l'ha visto, mi vede, 20 La euro. sua salute, cioè mangiare, noi siamo quello che mangiamo, e la salute umana delle nostre famiglie, dei nostri figli si basa sui prodotti che mangiamo, certo, e che beviamo. Quindi quando noi facciamo una scelta al supermercato o al mercato, o facciamo una scelta di un ristorante rispetto a un altro, se lei deve mangiare primo, secondo, terzo per 10 euro e va su un posto in cui paga 50 euro, e mai va in un agriturismo dove le certificano che questa bistecchetta è di quella vacca, quella fatta da signor Toni, e non che arriva dall'Argentina, c'è una differenza di prezzo, no? Guarda, questo discorso... E quindi noi facciamo una scelta. E una cosa che io ho insistito no, molto, e chiudo, direttore, è che anche sui menù delle trattorie e dei ristoranti dovrebbe esserci scritto dove proviamo le materie prime. certo, Se tu mi dai un fungo cinese o sulla pizza trovo il pomodoro che arriva dall'Olanda, devi dirmelo. Certo, è vero. Non è quello di Napoli o della Sicilia, o il prosciutto è quello di Parma certificato. Ma nei funghi non serve nemmeno però scriverlo, mi sembra c'è una categoria che non serve scriverlo. Poi sai, la comunità europea ragiona non la serve comunità europea, l'Europa è un grande mercato, per cui i tedeschi che producono solo 4 cose, gli va bene che Certo, arrivi dal mi resto del soffermo sul mondo. ragionamento che ha fatto poc'anzi, perché è un ragionamento che ha avuto, è una conferma che poco prima fa avuto dei primari dell'azienda ospedaliera importanti, e dicevano, hanno parlato dell'alimentazione e hanno detto quello che ha detto lei poc'anzi, ha detto se uno può vivere di più, perché ha fatto un preventivo che fra 30 anni più o meno troveranno ovviamente anche il modo di debellare il Certi tumore tipi e certi tipi di malattie. E quindi un corpo umano, se ha un'alimentazione corretta, può vivere fino a 120 anni, addirittura dentro 140 nell'arco della vita. Ha detto però se una volta si vive fino a 30, oggi viviamo fino a 90, e quindi è già passato molto tempo. E allora ho detto che l'alimentazione, io gli ho fatto la stessa domanda, ho detto a lei, però se io non ho i soldi in tasca, di andare a mandare, non ha fatto il paragone, ha detto se lei mangia il sushi buono, ha detto vive di più, ma ha fatto questo paragone, se lei mangia il sushi porcheria vive di meno. Ma io gli ho detto, ma se io non ho, bisogna avere anche i soldi. Sì, quello è un tema. Perché è vero, perché io posso spendere 25 euro. Però un consiglio che do anche magari ai pensionati o chi può, farsi anche l'orto in casa, oppure andare dai contadini. Noi abbiamo ancora una fortuna grande rispetto alle grandi città, dico Milano, dico Shanghai, faccio qualche New York, in cui noi vicino di casa abbiamo ancora qualche coltivatore, qualche contadino, le uova, il latte. L'amico dell'amico. Attenzione, questa è una soluzione. È chiaro che vuol dire fatica, cioè, adesso ci sono le signore, non perché si offendano le signore delle generazioni adesso, che siccome lavorano tutte e hanno poco tempo, arrivano a casa, mettono in microonde la cosa, perché ormai l'insalatina è lavata, perché hanno successo tutti i prodotti preparati, perché non si ha più tempo. È vero, tutta ragione. La mia mamma mi cucina il minestrone, e mi fa, mia moglie lavora come tutte, e facciamo fatica anche. Come sempre, come tutti i personaggi degli A amici. volte andiamo a prendersi la pizza fatta e ce la facciamo portare a casa come è vero, tutti, il nostro territorio, essendo un territorio molto agricolo, è anche possibile. Però se abbiamo tempo andiamo a comprare i prodotti buoni. Io ricordo, guardi, nei porti, io ho dei miei amici che abitano come a tutti poi amici nei porti, al mattino quando arriva la barca vanno a prendere il pesce direttamente alla barca, perché hanno paura di andarlo a prendere in pescheria. Ma se andate a Chioggia, al mercato ittico, andate a Venezia, si trovano dei prodotti eccezionali. Lei quindi è d'accordo sul consumare la frutta bio, la verdura bio? Ma quello è il futuro destinato, quello è cui noi puntiamo sul biologico, sui prodotti sempre più sostenibili. L'agricoltura sta già andando
Non pensate che gli agricoltori siano dei criminali che gli piace versare chimica o prodotti insetticidi o tutto quello che... Anzi, hanno un grande rispetto del loro lavoro e della loro terra. Il problema è che sono stati magari, si sta portando sempre di più verso questo sistema. Certo. Noi andiamo sempre più verso a un'agricoltura sostenibile, a prodotti sempre più certificati, solo che il resto del mondo non lo fa. Certo. E quindi attenzione, dico a tutti, imparate a vedere da dove arrivano le cose, chiedete da dove arrivano. È chiaro che se andate al discount non pretendete di trovare i nostri prodotti. Certo, questo sicuro. Cambiamo tema, i danni della cimice asiatica, me lo sono scritto perché davvero è carino. Per combattere arriva la Vespa Samurai. Cos'è sta roba qui? Mi racconti un po', perché insomma, la cimice asiatica ha fatto danni, sta facendo danni sì. all'agricoltura in maniera impressionante. Beh, Ma questa Vespa è una Vespa Samurai, cos'è? Allora, facciamo una premessa anche qui. La cimice asiatica, che tutti conoscono, penso perché ormai è un abitatore seriale anche delle nostre abitazioni, è arrivata dalla Cina già dal 2004, poi in maniera importante comunque si è sviluppata negli ultimi 5-6 anni, soprattutto nella pianura padana, Veneto, Emilia, Lombardia, dove si fa la frutta e la verdura quasi di tutto il paese, quindi... E soprattutto negli ultimi 2 anni ha devastato in maniera importante soprattutto la frutta, le pere, i kiwi, le mele e le pesche in particolare, quindi una soluzione noi abbiamo testato, abbiamo comunque insieme a tutti gli enti, sia statali, il CREA in particolare, le università che sono in rete, quella di Padova, Verona, Torino, Reggio Emilia, eccetera. Stiamo testando tutta una serie di attività per contrastare questo insetto, uno dal punto di vista chimico, anche perché è un insetto molto resistente sia al freddo sia ai piretroidi, insetticidi normali, sia naturalmente, ecco qui questa è la Vespa Samurai, però stiamo ricercando anche naturalmente il parassitoide. Cos'è il parassitoide? È un insetto che preda. È l'unica soluzione, come è già stato fatto per altri. No, che dopo fra poco non avremo solo Vespe Samurai invece che i cimici. Ma la Vespa Samurai non è una Vespa. Noi pensiamo che sia una Vespa perché pensiamo alle vespe giallo-nere, quelle che pungono. È un moscerino, presente il moscerino dell'uva? Certo. È più o meno grande così, molto Piccolino. piccolo. Sì. Non ha nessun pungiglione, quindi non crea nessun problema all'uomo, eccetera. Ha il vizio di pungere le uova della cimice e mettere la larva dentro, il suo ovetto dentro, che si sviluppa la larva, vedete quello è un uovo di cimice, la cimice fa 2 ovature all'anno di circa 500 uova e passa tutte le uova e ci mette la sua. Si sviluppa la larva di questo piccolo insetto che mangia l'uovo e quindi non cresce più la cimice. Adesso lo stiamo testando nei laboratori del CREA di Firenze, e una volta che abbiamo il via dal Ministero della Sanità in combinazione col Ministero dell'Ambiente, perché il Presidente Mattarella ha già firmato il decreto a fine luglio della sperimentazione, perché per immettere nel nostro ambiente un insetto nuovo ci vogliono i permessi, no? Perché certo. dopo bisogna capire gli effetti che fa sull'ambiente. E una volta finita la sperimentazione e la certificazione verrà allevato dalle cosiddette biofattorie, quelle biotecnologie, noi abbiamo le Certo. biofattorie, e spedito con gli aerei e sparso nel territorio, quindi farà questo effetto. È l'unica soluzione perché in che tempi arriveranno queste Guardi, Vespe Samurai? io penso che già il prossimo anno noi riusciremo a fare questo, quindi stiamo lavorando perché... le spiego, la prima ovatura la cimice passato all'inverno la fa intorno a aprile, quindi entro aprile noi saremo già forse pronti alla prima ondata, poi la seconda è a settembre prima dell'inverno, quindi tra agosto e settembre qui è il secondo colpo. È l'unica maniera, perché noi abbiamo già fatto questa contro altri insetti dannosi, quella della Drosofila, Suzuki, poi hanno tutti i nomi un po' strani, per la Certo. ciliegia, e il balanino del castagno, abbiamo risolto i problemi così. Perché ricordo agli amici telespettatori, noi importiamo circa dal mondo globalizzato 20 insetti all'anno in Italia. E questi 20 possono buoni, cattivi, lo vediamo dopo, quindi vedete che
c'è un mondo con i cambiamenti climatici, il mondo in completa trasformazione, abbiamo i mari che stanno arrivando alghe e pesci dei tropici, 20 insetti nuovi ogni anno, animali, abbiamo parlato prima della fauna selvatica che sta evolvendo, quindi c'è un mondo che sta evolvendo. E come si contrasta? Si contrasta con la scienza, come sempre ha fatto l'uomo, con le nuove conoscenze, e questa sperimentazione naturalmente sono sicuro andrà in porto e darà successo entro i prossimi 3 anni. Ultimi 2 argomenti devo fare in fretta, ne chiedo Sì. fretta perché devo chiudere. Gli ultimi 2 sono i danni al maltempo per quanto riguarda i pescatori odigini, ovviamente quello che è successo a Venezia ha avuto delle ripercussioni Beh, io anche... ero lì quella sera, proprio penso uno dei pochi che ha fatto il Canale Grande sotto la tempesta, quindi me la ricordo benissimo, è stata una tempesta difficilissima sulla costa. Oltre ai danni che ha avuto Venezia, città che tutti hanno visto purtroppo nei filmati, abbiamo avuto grossissimi danni negli allevamenti a mare, cioè noi abbiamo in mare gli allevamenti di cozze e vongole che hanno subito grandi devastazioni, e soprattutto a Porto Tolle dove c'era tutto il porto e l'allevamento pescherecci nella laguna di Scardovari. Lì è stato fermato il decreto emergenza, adesso dovrebbero arrivare 150 milioni dallo Stato, che noi attraverso i sindaci interverremo nelle opere sia di sistemazione a costa sia naturalmente di implementazione dei nostri allevamenti a mare. Senta, l'ultimo argomento invece riguarda, mira un po', c'è sempre polemica fra i cacciatori e gli animalisti. Mi racconti un po'? Quella è come una cosa... una polemica infinita. Io dico ai cacciatori, i cacciatori in Veneto sono circa 42.000. 42.000 persone che hanno una grande passione per la caccia, per determinati tipi di caccia, che sono diversi tipi di caccia, la migratoria, c'è quella agli ungulati, abbiamo parlato prima. L'importanza dei cacciatori è quella di aiutare noi enti pubblici a mantenere in equilibrio la fauna selvatica. Dico agli amici ambientalisti che è finita l'epoca delle polemiche e comunque dell'unidirezionalità. Noi dobbiamo essere rispettosi dell'ambiente e lo siamo tutti, da noi ai cacciatori, agli agricoltori, ma senza l'uomo non possiamo avere un ambiente mantenuto in equilibrio e mantenuto bene. Quindi, per carità, nessuno vuole sterminare tutto o naturalmente creare un ambiente brutto, inquinato, eccetera. Noi, soprattutto in agricoltura, abbiamo un grande rispetto dell'ambiente. Aiutateci, stiamo insieme, perché il futuro sarà solo di collaborazione. Senta, assessore Palè era sindaco di Cittadella. Sì. È il più bello fare il sindaco di Cittadella o l'assessore all'agricoltura della Regione Veneto? Guardi, io sono stato amministratore di Cittadella per 22 anni ed è stata una grande esperienza, un grande banco di prova, e saluto tutti i miei cittadini perché mi considero sempre un po', quando si è sindaco sempre, no? Diciamo che la Regione, dopo un primo anno di assestamento in cui si doveva capire come funzionava questo ente, è un grande comune alla fine. È come essere... Sì, però da una parte lei è leader, da un'altra parte lei è uno. Ma Importante, guardi, io devo dirle che comunque... Aspetti che termino la domanda perché Sì, sembra sì, inutile. Uno importante ovviamente, perché essere assessore regionale è un incarico importante, però lì era uno ed era il primo scoperto Inter pares. Inter pares, esatto. Ecco, la diversità nel gestire, anche se la Cittadella è un paese non grandissimo, però un paese piccolo, con 20.000 abitanti, nemmeno, insomma. Ecco, era più bello lì o lì di qua? Beh, guarda, sono due cose diverse, perché Certo. lì da sindaco hai a 360 gradi tutti i problemi, no? Quindi dallo sport al turismo alla sanità. Qui invece sei su un grande comune, la regione è un grande comune, dove abbiamo un sindaco, presidente, per fortuna abbiamo Luca Zaia, che ha una visione veramente avanti rispetto a tutti. Io considero così, al di là delle piacerie che magari uno possa dire, beh, io sono stato scelto da lui, però vede, diciamo che qui mi sono focalizzato su un ecco, settore che è il mio. Le faccio questa domanda perché lei è sindaco, agli assessori li comanda lei, Certo. È lei il leader, è lei il capo, è lei che decide. Un assessore per assurdo lo può licenziare, uno invece del consiglio no, faccio Certo. per assurdo. Ecco, in regione è lo stesso, c'è il leader che è Luca Zaia, che sicuramente demanderà a tutti i propri assessorati i vari compiti, però non è più il leader. Allora dico, è meglio la domanda nell'essigere, è meglio essere leader di un piccolo paese o
uno dei tanti in un grande certo. paese. Beh, diciamo che è una questione... È come dire, se lei fosse al posto di Zai, concludo, le piace più fare il governatore della Regione Veneto o andare ministro? Ma sa, non è una domanda facile, non è facile fare il compito No, del però ho governatore. cercato di devo ridurre... dirla. ho cercato Diciamo di- che è una questione anche Io di farei il governatore tutta la vita. di età e naturalmente di prospettive. Io ho fatto, come ricordo, 22 anni e quello che dovevo dare in Comune di Cittadella l'ho dato e l'ho fatto con una grande passione e mi ha insegnato molto. Adesso sto benissimo dove sono, ho un grande Da quant'è entusiasmo. che è assessore al... 5 anni, adesso concludiamo, adesso a maggio ci a saranno le maggio prossime è già elezioni. un mandato, Sì, insomma, il quindi primo importante. mandato, sì. Senta, in questo mandato mi dica la cosa più bella, la cosa più negativa che mi racconti di questi 5 anni che è stato assessore all'agricoltura nel Veneto. Agricoltura, caccia e pesca, è inutile che le ricordi tutte le no. volte. Beh, guardi, cose belle ne ho avute tante, è stata Bene, una dica grande una, esperienza. non mi stia a Una, fare le posso politiche. dire, è quella di, appunto, sul piano di sviluppo rurale, di aver visto tanti investimenti fatti per Mi dica l'agricoltura. quella brutta? Oh, beh, no, quella brutta, diciamo quella che non è andata giù, se con la stampa, con chi è, quella che non le è piaciuta di Beh, più. diciamo che forse qualche tensione sulla caccia pesante c'è stata in certi Senta, momenti. un assessore, un sindaco, quanto tempo porta via la famiglia? Molto. Lei è sposato, Sì, ho giusto? sposato 2 figli. E la moglie e i figli si arrabbiano? Oppure dicono, no, no, Diciamo papà, che vai avanti, mia moglie è una ti santa. voglio vedere, ti dicono tutti così, ti voglio vedere, però anche il politico è una rivista, dicono, ti vogliamo Diciamo, vedere Presidente della Repubblica, non le dicono ma questo? guardi, Sto no, esagerando, no, no. insomma, no. No, mia moglie fortunatamente mi ha sempre assistito, è sempre stata a mio fianco, mi ha sempre dato una mano e se non si ha una famiglia forte è difficile fare questo mestiere. Ma non ha qualche rammarico di non aver tirato sui suoi figli come avrebbe voluto, oppure è riuscito comunque a Beh, farlo? diciamo, sono riuscito, finché ero a casa a Cittadella ero molto più presente e quindi sono stato a fianco a loro. Adesso il più vecchio fa l'università a Udine, fa economia, il più piccolo è in terza media e forse con lui ho perso molto più tempo, un po' di rammarico Senta, c'è. fra sé e sé quando va a letto si dice, porca miseria, sono arrivato. No, io guardo Cosa si dice? sempre Quando va a avanti. letto nel suo, Beh, guardi, nel sognare, nel mondo Beh, diverso? io adesso io sono fatto così, ho un incarico, lo porto alla fine nel bene e nel male e vado avanti spedito su questa strada. Poi quando arriverà il giorno della fine deciderò quale sarà il futuro. Fortunatamente posso dire che di aver avuto una grande esperienza anche in questa regione e se il Presidente Zaia mi darà ancora la sua delega, continuerò, altrimenti Ecco, ci sono tante cose da fare nella lei vita, non nelle c'è prossime problema. dovrebbe ricandidarsi, quindi giusto, no? Si Penso la ricandida? ricandidatura sì, e poi No, beh, vedremo. Se i poi cittadini sono felici e sono contenti, felici, la bene, ci rivoteranno, daranno il loro esatto, altrimenti tornerò a fare il mio mestiere. che è il professore. Da una parte più altre attività familiari da seguire insieme a Beh, mia Natale moglie. dove lo passerà, assessore? Beh, io a Natale sempre a Con i casa dalla tuoi? mamma, quindi Natale con i ho una tuoi? mamma che ha 87 anni e quindi Bene. mangiamo sempre tutti lì, i figli, i nipoti e tutti. E poi l'ultimo dell'anno non lo so Cosa le ancora. piacerebbe ricevere come regalo? Beh, guardi, non ho bisogno di nulla, È anche se non... fittizio, eh. Sì, e poi guardi, un paio di occhiali da sole ho bisogno in questo Pensavo mi momento. dicesse avrei bisogno di avere salute per tutta la vita. Beh, la salute dipende da tanti fattori, come si dice sempre, la salute è la prima cosa che si augura un bene a tutti e poi naturalmente di essere felici. E questa è una cosa. Senti, sente il suo avversario politico, lo odia, lo No, ama, no, lo no. apprezza, dialoga, Ma io ho sempre avuto gli fa venire un rispetto, guardi, nervoso. sempre rispetto di tutti, di qualsiasi colore politico e di qualsiasi pensiero. Poi nella campagna elettorale è una corsa. Io sono un rugbista, sono abituato a... Tutti i rugbisti li a Ma ancora Cittadella. adesso, quindi sono abituato a soffrire fino all'ultimo secondo e arrivare in meta anche all'ultimo momento. Senta, non è momento di campagna elettorale, però io le do la telecamera adesso per 30 secondi. Lei può dire tutto quello che vuole, visto che siamo in chiusura dell'anno, la telecamera è a sua disposizione, poi chiudiamo e può dire quello che vuole. Prego. Beh, io volevo
salutare intanto i telespettatori e tutti i veneti e augurare a tutti voi e a tutte le vostre famiglie un felice e sereno Natale e di avere tanta fortuna e tanta salute. Poche parole ma concise. Grazie Assessore Grazie a Giuseppe lei. Pandi di essere stato con noi in questa Grazie, puntata. grazie direttore. E io saluto i nostri telespettatori, do un appuntamento a mercoledì prossimo con un'altra puntata di Primus Inter Pares e sarà il turno del sindaco di Padova Sergio Giordani che ci farà il resoconto di quest'annata da primo amministratore della città di Padova. Con questo è davvero tutto, buonanotte, ci vediamo mercoledì. Questo programma è offerto da Aspiag de Spar.